perdi tutti sono male, se vinci è così. Grazie. Aspettavini di là. Parma e non me l'aspettavo, ma ho detto anche al mister sono pronto per giocare e sì, era molto bella sera. Quindi sei contento della tua prestazione, al di là della vittoria, il pubblico ti applaudisce anche alla fine? Sì, non ho giocato anche tanto le partite scorse, allora sono contento, ma sì, ero un po' stanco dopo 70 minuti, ma questo non è. Senti, la partita sembrava essere indirizzata verso uno 0-0, negli ultimi minuti avete avuto proprio la forza anche psicologica per piazzare la zampata. Che cosa è stato quel quid, quel qualcosa che vi ha aiutato a portarvi verso la vittoria? Non lo so, non posso dire, ero già uscito, ma secondo me siamo sempre così in casa, quando possiamo difendere bene, i contrattacchi sono sempre pericolosi. Abbiamo un ottimo totalmente di Natale fa sempre gol, anche oggi ha fatto una vittoria molto bella e molto importante per le prossime settimane. Contro la Roma non era facile, comunque vi ha messo in difficoltà. Vi ha messo in difficoltà la Roma, era in partita. Sicuro, hanno ottimi giocatori, sì, male. In mezzo nel campo sono molto forti, palleggiano bene, ma siamo stati molto vicini, molto aggressivi. Senti, adesso c'è la partita di Iran, che sarà una partita molto importante, tu sei un po' l'abbonato dell'Europa League, nel senso che sei molto impiegato, come la vedi? Bene, se possiamo prendere un punto saremo, penso già qualificati, non so. Sì, vogliamo prendere qualcosa, ma sarà dura, abbiamo giocato qui, è una squadra forte, ma vogliamo anche prendere un punto lì e dopo spero qualificati. Bene. Anne, ti chiedo una cosa, che compiti ti ha detto di svolgere oggi Guidolin? Qual era il tuo compito? Ho detto devo giocare trequartista e su De Rossi. Su De Rossi. Lui è il più pericoloso quando ha la palla. Perché è lui che cominciava l'azione per loro, no? Quindi dovevi interrompere, infatti a mio parere hai giocato una buona partita proprio sul piano del filtraggio, cioè sporcavi i loro palloni, ti inserivi nei passaggi, un compito anche nuovo per te, o no? È vero? Ok, benissimo, ti lascio le colleghe. Chiedo di direttamente. Meno 16 la salvezza o possiamo iniziare a dire meno 40 a qualcosa di più? Non lo so, per me è meno 16, ma vediamo, non sono giocati tante partite, abbiamo tempo, possiamo dire fra 2 mesi, ma adesso vediamo partita per partita. Posso dire. Però sei d'accordo che non siete lì per caso, non siete primi per caso? Grandissimo fastidioso. Domande troppo. No, Sì, vabbè. è un po' difficile. Sì, ma tu sei Senti, tu a centrocampo, oggi tra il centrocampo e l'attacco ti abbiamo visto veramente molto bene. Grazie. E soprattutto, è questo secondo te il tuo ruolo ideale? Perché altre volte ti ha messo davanti a giocare da punta. Qua invece mi sembra che tu hai reso al meglio. Secondo me sì, era anche difficile in visto offensivo perché ho tanto da correre per recuperare la palla, su De Rossi anche dopo sulle spalle del Totò, penso è il mio ruolo migliore. Annullare De Rossi però è una bella soddisfazione. Sì, sicuro. Complimenti. Quindi Gianchi, mollo? Lo facciamo molto. Ok. Però noi sappiamo che Udine vuole tanto di noi. Mister che era arrabbiato oppure avete sentito un po' la delusione dei tifosi che c'erano rimasti male per quella sconfitta? Sì, abbiamo stato tutti male. Tanto io come il Mero siamo stati male perché è stata una settimana molto difficile per noi perché si è parlato tante cose e sappiamo che noi abbiamo arrivato dalla nazionale e abbiamo fatto una partita bruttissima perché tanto la società come il tifoso dell'Udinese vuole che io e il Mero
siamo importanti della squadra, entonces l'importante ora era vincere oggi perché abbiamo dimostrato di giocare bene. È tornata l'Udinese di Guidolin, cosa vi aveva chiesto contro la Roma in particolare, visto che la Roma era terribile, forte? Essere cattivo perché oggi era una partita difficile, loro hanno un centrocampo bellissimo che girano molto nella palla, che fanno un possesso di palla bellissimo, entonces lo importante era vincere la seconda palla e essere cattivo, così si poteva vincere a questa Roma. Abdi, la mossa di Abdi, ve l'aspettavate e cosa ha dato? Io non sapevo niente, però sono contento per lui, l'ho detto prima, lui può essere un grande giocatore, un grande campione, ho parlato tanto con lui perché lui è diverso tanto da me come Almero, perché quando gioca vicino di Natale lui è un po' timido, le ho detto che di Natale parla sempre, che vuole sempre la palla bene, però per me lui è un campione. Le faccio un bel complimenti perché ha giocato molto bene oggi e per noi è importante che lui giochi così. Il tuo gol, contento? Io pensavo che Almero voleva tirare in porta, però è andato nomás, sono contento perché ha fatto tutto lui, sì, sono contento tanto per me come per lui perché abbiamo dimostrato a ritornare a quello che abbiamo fatto in tante partite. Adesso c'è Rennes davanti, con una vittoria siete quasi qualificati, Sì. Con che spirito andate là? Sicuramente più motivati anche da questa vittoria. È normale, vogliamo vincere perché se vinciamo già siamo un po' avanti e è importante per noi essere siamo primo anche in campionato e se vinciamo siamo primo anche in Coppa Ora, questo è importante per la società e per tutta la città di Roma. E poi c'è l'Inter, partite ravvicinate, vi preoccupa un po' magari la stanchezza che potreste accusare oppure le motivazioni sono più forti? La stanchezza no, invece ha fatto tanti cambi quando giocavamo anche in Coppa UEFA e i compagni sono tutti pronti e penso che stanchezza non è una preoccupazione per noi perché sappiamo che tanto il mercoledì come sabato è importante, però siamo pronti tutti per affrontare queste due partite. Tu speri di giocarle tutte, chiaramente. Non lo so, si gioca come No, dico giocare. vorresti nel senso. Ci sono bene sì, però anche i compagni vogliono giocare, quindi l'importante è stare tutti come squadra e stare bene. No? Oggi a un certo punto sembrava che dovessi uscire, ti eri fatto male. È stato male, il primo tempo che è finito il primo tempo mi hanno fatto tante cose e grazie a Dio che è stato bene. Ma al ginocchio avevi fatto? Sì, mi ha fatto un po' girare un po' il ginocchio, però è stato meglio, era un po' male, però già dopo è stato meglio. Tutto a posto. Ok. Ciao, grazie. Comunque passare una premessa, lascio a lei. No, scherzo, comunque era una partita che sembrava indirizzata sullo 0-0, penso, una vittoria intelligente, quindi una bella vittoria, importante, ottenuta contro un'ottima squadra, giovane che però avrà futuro. E abbiamo fatto un primo gol bellissimo, secondo me un'azione stupenda. È stata una partita equilibrata, doveva essere la partita tra una squadra che gioca in contropiede e una squadra che fa il possesso palla, è stata un altro tipo di partita, una partita più aperta, nella quale forse chi si prendeva l'episodio a favore vinceva e l'abbiamo preso noi. A me oggi la squadra è piaciuta, questa è la mia Udinese, questo è quello che possiamo fare, forse non è facile mantenere questi ritmi, ma se noi non abbiamo questi ritmi di gambe e di testa facciamo fatica. Mister Isla ha detto che hanno fatto male le critiche, ha parlato di lui e di Almero in particolare, ha avvertito questa cosa in settimana? Ma io credo bisogna reagire. Credo che avessero bisogno voglia e orgoglio per far vedere le loro migliori qualità più che le critiche, perché le critiche vanno accettate, sono quelle così prese di posizione magari fuori dalla realtà che danno fastidio anche a me, perché come ho detto in settimana noi non siamo una squadra da vertice e quindi non dobbiamo né vendere fumo né illudere nessuno, non l'abbiamo mai fatto. Se qualche volta perdiamo qualche partita è perché siamo una squadra come le altre che in questo momento vive una classifica e un momento straordinariamente bello, che non può giocare sempre a questi ritmi e quando non gioca a questi ritmi può perdere, perché noi non siamo una grande squadra, siamo una bella squadra, si gioca con queste qualità.